adesso è entrato il seminario.
del suo amore, per essere un giorno conformi a Lui nella gloria. Amen. Prima stazione, l'ultima cena. Noi t'adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Luca. Quando fu l'ora, prese posto a tavola e gli apostoli con lui e disse: ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi, prima della mia passione, poiché vi dico, non la mangerò più, finché essa non si compia nel regno di Dio. E preso un calice, rese grazie e disse: prendetelo e distribuitelo tra voi, poiché vi dico, da questo momento non berrò più del frutto della vite, finché non venga il regno di Dio. Poi prese il pane, rese grazie, ma guai a quell'uomo dal quale è tradito. O Signore, non appena venne la tua ora, tu fosti pronto e sulla tavola mettesti il pane e il vino, segno del tuo corpo e del tuo sangue. E questo è il frutto squisito. E nello Spirito, un concerto molto particolare, molto bello. Bisognerà di essere ben disposti ad ascoltare. Un attimo allora di pazienza. Allora, per evitare che l'emozione prendesse il sopravvento, ho preso qualche appunto. Devo dire, mi corre l'obbligo di ringraziare padre Gaetano Canavella, mio fraterno amico d'infanzia, per l'accogliente ospitalità in questa meravigliosa cattedrale, resa ancora più suggestiva dalla presenza delle famose varie di Caltanissetta. Abbiamo partecipato a questa celebrazione con i nostri segni tipici delle confraternite di Mussolini ed abbiamo dato buona testimonianza di quella che è la pietà popolare nel nostro paese. La tromba, il tamburo, i lamenti hanno scandito i momenti drammatici della via dolorosa di Gesù. Ringrazio tutti i miei confratelli che hanno accolto positivamente l'invito a partecipare a questo pellegrinaggio e rendere contemporaneamente omaggio al nuovo parroco Monsignor Gaetano Canavella, al quale facciamo dono del quadro che raffigura la Madonna del Carmelo di Francesco Biancati che veneriamo a Mussomeli nella nostra chiesa parrocchiale. Senti. Insieme cantavamo, giocavamo per le strade del quartiere, però questo è segno della fecondità di quella comunità parrocchiale che è titolata alla Vergine Santissima del Monte Carmelo, alla quale siamo tutti devotissimi, e io questo quadro lo terrò nel mio ufficio qui in parrocchia. Grazie a tutti. Io questo vi volevo dire, che il quadro deve restare qui nell'ufficio parrocchiale suo come segno, perché tra l'altro a casa c'era un altro che noi abbiamo consegnato allora alla sua carissima.
Va bene, ora giro con piano.
No, sostituisce il mio. Ah, sì.
Io prendo allora uno prenderà. No, non ce l'ha. Stava Maria senza Va bene, cominciamo a girare, cominciamo a girare. Vabbè, ma dai, avanti, forza, dai che c'ho. Ieri del Rio ci vedo avanti. No, del Camino.
No, no, 21. Ah, giusto, lei. Sì, ma io dove? Perché ci si fare a San Giovanni, ma io teniamo compagno che da Mariozzo. La bandiera
Ciao. Lo stadio qua, no? Deve togliere questo cappello. Come gli altri oggi. Villaggio Museo siamo compli, allora luglio apre. No, così apre. Pure che c'è. Secondo te che l'Italia Non lo so, a da tutto, no, quadrelli usato. Non verso Agrigento, verso il giro con la bolla. allora metto che state l'ultima prenda mia mera e pigliate altri. Stata Perché è niente, no? Andiamo posto di giorno non lo so. ma le abbiamo già trovate. Dai, ci trovate? No. Avrei comprato. Passeggiare? Già andiamo, quando siamo arrivati, dai, stiamo andando.
Quello muscolone vuoi fermare? Calamolo davanti, Mario. Cala. Mario. Cala là davanti. Cala davanti. Mario. Si è lasciato inchiodare sulla croce. Tutti ascoltiamo con attenzione. Passione di nostro Signore Gesù Cristo, secondo Giovanni. Essi allora presero Gesù. De Luca. Sta fermo, ehi! Sta
tutta una giornata intensa, ieri e oggi, per celebrare la passione del Signore, avete scritto nel vostro diario, nel diario della vostra vita, questi sentimenti profondi, scolpiti, perché mai possono essere dimenticati. E perché nei momenti difficili, nei momenti terribili, andando a sfogliare quel diario, che potrebbe essere anche il diario dei nostri ricordi, poter dire: qui il Signore mi ha toccato, qui il Signore mi ha garantito la vita, qui il Signore mi ha sollevato, qui il Signore vuole da me la mia rispondenza di amore. E allora, fratelli carissimi, sarà quello il segreto di una gioia vera, di una gioia che non tramonterà, di una gioia che si eternerà nella nostra Pasqua, con Cristo risorto, con Cristo nella vita.
Condresa
Guarda, te cade amico, guarda.